tutti, benvenuti. È bellissimo vedere questa sala così piena. L'applauso sulla fiducia. In realtà l'applauso è quello generoso e importante per i finalisti e io partirei ancora da più indietro. Lo dedichiamo anche a Confindustria che dal 1962 ci regala questa opportunità ogni anno con il premio Campiello, un'opportunità di cultura, di poter conoscere in qualche caso autori nuovi, ne abbiamo una accanto a noi, di ritrovare vincitori del Campiello come Scurati e di scoprire o riscoprire giovani scrittori e altri già premiati comunque. Ne manca uno, ha dei problemi, non sta molto bene e siccome poi tutti i nostri autori sono chiamati a fare un tour, che è anche un tour de force, gli abbiamo dato per questa volta la possibilità, non gli abbiamo detto fatti un'iniezione come si direbbe a un atleta e scendi in campo. Abbiamo detto no, dai, meglio che se ne stia a letto a riposare un po', altrimenti poi chissà come va avanti con il tour. Questa è la 53esima edizione del Campiello, soltanto qualche piccolo dato. Presidente della giuria dei letterati, quest'anno, sapete che ogni anno cambia il presidente, è Ilvo Diamanti, che poi chiameremo per un piccolo saluto. Il 29 maggio scorso a Padova, al Bo, c'è stata la selezione della cinquina, un'ottantina i libri che erano stati poi decisi dai 10 giurati letterati che hanno scelto, quindi hanno fatto questa scrematura. 4 sono andati subito al voto, uno soltanto è arrivato al ballottaggio, succede, e però è passato e quindi lo scopriamo e siamo anche divertiti da questa possibilità che viene data per una grande serietà di questa giuria che fa tutto con la massima trasparenza pubblicamente nell'aula del Bo, quindi davanti a tutti. Maggiore trasparenza poi sapete che c'è in questo premio perché da adesso e fino all'11 settembre, il 12 ci sarà la grande finale alla Fenice, c'è la giuria dei letterati, degli elettori, sono 300 persone, l'Istat li sceglie in modo che tutti siano rappresentati. Sono scelti con criteri Istat, naturalmente non l'Istat li sceglie da Roma, sono scelti con criteri Istat e quindi poi ci sarà il Super Campiello. L'opera prima è già stata decisa, la citiamo visto che non partecipa a questo tour ed è Enrico Ianiello con La vita prodigiosa di Isidoro Siffloti, inedito da Feltrinelli. Lui però è più famoso come attore. Avremo la pazienza, se vorrete, di scoprirlo anche come scrittore, appunto. Siamo all'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e viene conosciuto anche come Palazzo Franchetti. Per chi non lo conoscesse, quindi io direi che i saluti di casa, cominciamo subito con la cancelliera di questo istituto, che è la dottoressa Giovanna Palandri, eccola qui, alla quale diamo il microfono. C'è il microfono? Non so se c'è anche un gelato, eccolo qui. Eccolo qui. È il quarto anno che ospitiamo il Campiello e questo ci inorgoglisce molto. L'Istituto Veneto è un'accademia, quindi ci fa piacere così promuovere anche noi questa manifestazione che ha così a che fare anche col nostro territorio. Benvenuti a tutti e spero vinca il migliore. Questo è l'inizio di un grande tour che andrà. Grazie a Giovanna Palandri, sempre sobria, quando potrebbe raccontarci tantissime cose. E adesso invece la parola a Roberto Zuccato, che è il presidente della Confindustria del Veneto, ma in questa veste è il presidente della Fondazione Campiello. Mi metto qua che così lo appoggio. Grazie, buonasera a tutti. Ripartiamo dunque. Ovviamente desidero innanzitutto ringraziare prima di tutto l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, ovviamente la dottoressa Palandri che ci ha appena dato il suo benvenuto, grazie anche al presidente, il professor Gian Antonio Danieli, per aver voluto ancora una volta ospitarci in questa bellissima sede. Ovviamente un ringraziamento doveroso a Maria Pia Zorzi, che è bravissima giornalista della Rai Veneto, affezionata, che oggi dialogherà con gli scrittori, che ci segue sempre con grande passione. Grazie Maria Pia. Ne approfitto, vorrei anche ringraziare, abbiamo numerosi sponsor che ci aiutano in questo intenso, impegnativo cammino che dura tutto l'anno. Qua ce ne sono 4 presenti questa sera, vorrei ringraziarli a partire dalla Fondazione Musei Civici Veneziani, grazie.
Lo studio ad acta è lo studio integrato, grazie. Antea, che è un broker assicurativo romano, grazie. E Summa, che è una società di servizi di energia, Treviso, Venezia. Grazie anche a voi. Bene, come dicevo, parte il tour, parte come tradizione da Venezia, un tour che ci porterà in 12 tappe per l'Italia, sarà come sempre appassionante, anche se, come ha ricordato Maria Pia, magari anche impegnativo, però è una grande esperienza. Partiamo da Venezia, luogo simbolo dell'eccellenza della cultura italiana. Quest'anno tra l'altro abbiamo anche il nuovo sindaco, che non credo ce la faccia a raggiungerci ora, ma sicuramente sarà con noi più tardi. Ci ha promesso che veniva. Lui è sempre stato, sapete, è stato presidente di Confindustria Venezia e quindi il premio Campiello l'ha sempre vissuto con grande passione e grande disponibilità. Che dire, noi abbiamo imboccato, è chiaro, abbiamo imboccato la strada della ripresa. Nel Veneto si vede più che in altri territori. Abbiamo una disoccupazione, come sapete, che dà segnali forti di ripresa, siamo al 7,4, siamo come l'Olanda. Questo lo dico perché a volte ci si piange addosso troppo. Questo territorio è ripartito, meglio di noi fa la Germania, fa l'Alto Adige, però dopo questi paesi ci siamo noi con un tasso di disoccupazione che è basso. Quindi vuol dire che questo territorio è ripartito alla grande. Quest'anno c'è anche l'Expo che ci aiuta, secondo me, a riprendere un po' il senso di appartenenza del nostro essere italiani, che è un senso che dobbiamo recuperare, perché troppe volte ci facciamo del male da solo. Ecco, in questo credo che la cultura giochi un ruolo assolutamente fondamentale. L'altra volta a Padova, quando abbiamo fatto la selezione della cinquina, l'ho chiamato il cibo che ci nutre e che ci dà energia all'Italia, che è apprezzata in tutto il mondo proprio per questa sua grande e straordinario patrimonio di arte, architettura, musica, letteratura, design, moda, cinema, cucina. Cioè abbiamo delle caratteristiche straordinarie e che dobbiamo valorizzare assolutamente. E quindi ritengo che la cultura sia il vero motore della ripresa economica del nostro Paese. E noi imprenditori ci crediamo, l'abbiamo dimostrato, l'abbiamo scritto, l'abbiamo voluto presentare ai candidati alle elezioni regionali. Abbiamo detto che per noi, nel nostro manifesto del nuovo manifatturiero, c'è questo nuovo modo di concepire l'industria che si basa sì sulla manifattura tradizionale, ma che la integra con altri fattori strategici che sono il capitale umano innovativo, per noi lo riteniamo fondamentale, le nuove tecnologie, il territorio e il turismo e i giacimenti culturali, artistici e paesaggistici. Quindi questa forte spinta che abbiamo di promuovere questo Made in Italy, che è una fame che c'è nel mondo di tutto quello che è Italia, e quindi questo sound Italia, tutto quello che ricorda lo stile di vita dell'Italia è in questo momento vincente. Concludo dicendo, vorrei leggervi un invito che faccio prima di tutto a me stesso, che è quello di leggere di più. Perché Umberto Eco dice una cosa che vi leggo testualmente, che mi è piaciuta molto. Chi non legge ha solo la sua vita, che vi assicuro è pochissimo. Invece noi quando moriremo ci ricorderemo di aver attraversato il Rubicone con Cesare, di aver combattuto a Waterloo con Napoleone, di aver viaggiato con Gulliver e incontrato nani e giganti. Un piccolo compenso per la mancanza di mortalità. Grazie, buon lavoro a tutti e buona serata. Grazie. Abbiamo la fortuna di avere con noi anche molti dei giurati. Vorrei salutare però Piero Luxardo, presidente del comitato di gestione, e invece che fa un bel lavoro. E invece chiamo per due parole allora il presidente Ilvo Diamanti, che ha messo tutti i libri, è sempre in Finlandia suo figlio, perché ho letto che tutti questi libri che sono arrivati li ha messi nella stanza del ragazzo, che siccome è in Finlandia ha potuto metterli, sistemarli lì. Grazie davvero, anche se ribadisco, cioè io sono, come sempre avviene, e in tutti i luoghi deve esserci, in ogni luogo deve esserci qualcuno che è fuori luogo, proprio per definire il luogo. Scusate questa sorta di paradosso. Io sono quello fuori luogo, nel senso che in una giuria di letterati, all'interno di un mondo di libri,
sono l'illetterato, o meglio, quello che scrive cose ben diverse da quelle che poi sono, in questo caso, chiamato insieme, per fortuna, ai letterati a valutare. Ma questa è la logica per cui viene scelto anche il Presidente, che deve essere giustamente un esterno. È stata una bella opportunità, per quel che mi riguarda, io che scrivo molto e leggo molto, ma altro, di immergermi con aiuti domestici molto consistenti in questa esperienza di letteratura, appunto, letteratura e vita, di riscoprire ciò che in qualche modo avevo perduto, il rapporto con questo ambito. È vero, purtroppo, scherzo, nostro figlio è tornato dalla Finlandia e mia moglie è schiantata, nel senso che ancora una settimana prima che arrivasse gli ho mandato una foto per WhatsApp, tanto per dirci, con la sua camera e i dintorni, perché non bastava solo la sua camera. E lui ha detto, molto divertente, devo restare qui, questa era la sua... Però, diciamo, siamo riusciti a liberare in parte uno spazio vitale che gli consenta di sopravvivere nel prossimo periodo. Io davvero ringrazio comunque questa, che è stata un'esperienza anche per me, ripeto, per affrontare quella che è, la chiamiamola un po' la letteratura, cioè le storie. È vero, io mi occupo sostanzialmente di politica, però guardate che, l'ho detto a Padova in occasione della votazione finale, siamo in tempi in cui gli scrittori e gli autori, un suggerimento che faccio ai presenti, hanno un futuro nella politica, perché dopo la fine delle ideologie ormai la nuova disciplina è lo storytelling. Io ho parlato con un collega francese che ha scritto proprio un volume su questo, Christian Salmon, storytelling. Alla storia sono state sostituite le storie, perché comunque c'è bisogno di dare un senso e di dare una profondità, una narrazione, si dice oggi, no? a ciò che non c'è più, una visione del futuro, una visione del mondo, una ricostruzione del passato. Qui per fortuna ci troviamo di fronte a autori che lo fanno, e lo fanno, come dire, senza secondi fini, però, ripeto, ed è anche un suggerimento, avete un futuro anche in altri ambiti e in altri settori. Grazie, scusate la digressione. Grazie Elvio Diamanti. Allora, adesso veniamo ai nostri autori, anzi faccio un altro saluto. Laggiù in fondo c'è un signore in piedi che è il presidente dei librai del Veneto e quindi Giovanni Pellizzati lo salutiamo perché poi lui deve promuoverli questi libri e questi lettori e questi autori. Vado in ordine alfabetico, facciamolo così tagliamo la testa al toro e così sapete e vi preparate anche. Comunque ve li presento prima tutti. Marco Balzano è autore dell'Ultimo arrivato di Sellerio. Paolo Colagrande, che è qui accanto a me, Senti le rane, nottetempo, che non è che uno sente le rane nottetempo, perché, però può essere. Manca Vittorio Giacopini, che è autore della mappa per il saggiatore, che poi è stato il libro più votato dalla giuria, nel senso che ha avuto 7 voti, gli altri ne hanno avuti 6, però avremo un suo intervento video. C'è Carmen Pellegrino vicino a me con Cade la terra giunti e Antonio Scurati con Il tempo migliore della nostra vita, Bompiani. L'abbiamo un po' detto, fra storia e memoria, fra sentimenti e invenzione, guardando alla famiglia. Marco Balzano, l'ultimo arrivato, Sellerio. Allora lui è milanese, insegnante di liceo, va in bicicletta come il suo protagonista, già premio Corrado Alvaro opera prima con Il figlio del figlio, il secondo libro Pronti a tutte le partenze è stato premio Flaiano. Racconta la storia di un bambino, Ninetto, pelle ossa, che alla bella età di 9 anni prende e parte e va a Milano dalla Sicilia, quindi per fuggire dalla povertà e dalla incertezza più assoluta. Non dico di più, sentiamo l'autore che cosa ci racconta. Buonasera a tutti,
sono molto felice di essere qui. Il libro, l'ultimo arrivato, ha come protagonista un bambino di 9 anni che si chiama Ninetto. A questo bambino non danno molto da mangiare, vive nell'entroterra catanese. Il mattino si presenta in cucina dalla madre che gli stiracchia, come dice lui, un'acciuga su una fetta di pane e gli dice ci rivediamo stasera. È un po' questa sostanzialmente la ragione che lo spinge a emigrare. Anche nei due romanzi precedenti mi sono occupato di emigrazione, però mi sono ritrovato a studiare quasi per caso il tema dell'emigrazione infantile e ho scoperto, nonostante io stesso in prima persona venga da una famiglia di emigranti, che il fenomeno dell'emigrazione dei bambini tra i 9 e i 13 anni è niente affatto sporadico ancora agli inizi degli anni 60. Il picco maggiore si registra ancora nel 1962 e si tratta di bambini, ragazzini che se ne vanno principalmente dalla Sicilia, ma molti anche dalla Calabria e via via le altre regioni del sud, ma non sono da escludere diverse regioni del nord, la Bassa Padana ad esempio ne registra molti, per riversarsi nelle città del triangolo industriale, principalmente Milano, Torino e Genova. Ecco, ho cercato di studiare l'argomento, la bibliografia sul tema non era nemmeno poi così tanta, e poi facendo due conti ho capito che insomma non si stava parlando di un tempo remoto da noi chissà quanto lontano, forse l'abbiamo un po' nascosto come la polvere sotto il tappeto, ma in realtà, pur nella velocità della società di oggi, queste persone sono ancora testimoni a pienissimo titolo del nostro presente, perché hanno oggi tra i 65 e i 70 anni, alcuni di loro lavorano ancora, e quindi il passo successivo poi è stato quello di andarli a cercare e di intervistarne un certo numero. A quel punto ho capito che avrei scritto il libro, prima non ne ero sicuro. Non ho portato con me né la carta né la penna e ho lasciato che in qualche modo le loro parole si confondessero poi liberamente in me, che ne potesse nascere non un romanzo storico, non una relazione storica, non una testimonianza e basta, non una mera testimonianza, ma una narrazione, nel senso che il realismo in letteratura... Pirandello dice che in letteratura le bugie si chiamano storie, ecco, un po' una cosa di questo genere. Poi dall'impasto di queste voci e dalla scrittura ne è nato questo bambino, questo Ninetto, e mi è sembrato che far raccontare la storia alla voce di un bambino fosse il modo migliore per togliere questo tema, se volete in sé anche scottante, dalle possibili derive della lamentela, della lagna, del cinismo. Il bambino in fondo è molto più impegnato a vivere che a pensare di vivere. Leopardi diceva che la differenza tra i bambini e gli adulti è che i bambini trovano il tutto nel nulla e gli adulti poi finiscono per trovare il nulla nel tutto. E quindi mi serviva una figura che potesse rendere fresco il linguaggio, anche ibrido, mescolato un po' delle inflessioni dialettali del paese di provenienza con quelle che poi si assumono e si imparano nel paese di arrivo. Mi fermo? No. Altri 2 minuti io... E quindi la cosa più sorprendente che mi fa piacere raccontare è che intervistando queste persone, il libro si gioca, è strutturato su 2 piani temporali. All'inizio parla il bambino e man mano poi si scopre che la voce di questo bambino arriva da un 57enne. Il libro non è un affresco sugli anni 60 o su un episodio storico problematico e più vicino a noi di quanto si possa pensare. Il libro prende sempre più piede nel libro la dimensione del presente e la vera voce del protagonista ci arriva da un uomo che ha quasi 60 anni, che è appena uscito di prigione e che cerca di rimettersi in carreggiata. Si ritrova dalla Milano del boom economico, si passa alla Milano dell'Expo, alla Milano della crisi, alla Milano di oggi, dei nuovi emigranti, e questo modo insomma mi dava la possibilità di collegare la memoria e di radicarla fortemente nel presente, nel senso che la memoria intesa solo dal punto di vista celebrativo non ha, a mio avviso, alcuna importanza a livello letterario, non giustificherebbe la fatica di un libro. E quindi il libro è fortemente radicato nel presente anche quando
anche quando racconta del passato. La cosa che mi stava a cuore dire è che nell'intervistare queste persone, ecco perché poi ho scelto di far parlare un bambino, è che queste persone oggi tra i 65 e i 70 anni che sono emigrate da bambine, i più fortunati con un parente, i meno fortunati con un paesano, col primo che capitava, dopo hanno avuto tutti delle tappe molto standard nella vita. Delle vite ovviamente diverse, come quelle di ciascuno di noi, ma delle tappe standard, ossia arrivare a Milano, a Torino, a Genova, sbarcare il lunario facendo quello che si può, garzoni, galoppini, a lavorare come camerieri nei bar, muratori quando si è dato un po' più lo sviluppo, il corpo è diventato più solido, e poi dopo aspettare, agognare i 15 anni, giorno in cui nell'arco di 24 ore cambia la loro esistenza perché possono entrare in fabbrica, avere un contratto a tempo indeterminato, spesso avere una casa con l'edilizia convenzionata delle grandi fabbriche di allora. Il mio protagonista lavora nello stabilimento dell'Alfa Romeo di Arese, e quindi cambia la vita e iniziano paradossalmente, certo la sicurezza, ma 30 anni di catena di montaggio, e quindi cala il silenzio sulla fabbrica. Nel raccontare questa esperienza, il corso della loro vita, queste persone rivelano un'enfasi tremenda nel raccontare la loro infanzia problematica, misera, e come un abbassamento di tono nel ricordare l'alienazione di 30 anni di fabbrica. Questo mi ha colpito molto. 30 anni di fabbrica che però... Prego. In quel momento, allo scoccare dei 15 anni, rappresentavano il miraggio e la cosa migliore. Poi magari leggeremo una pagina, così come chiederò agli altri autori. Insomma, c'è questo ragazzino col suo primo lavoro, la prima bicicletta che gli viene prestata per fare il lavoro, scopre gli amori, le donne, la moglie, la figlia, la gelosia, che forse un po' da siciliano poi lo porta a una tragedia. Finisce in carcere. Mi è divertito molto leggere quello del curriculum vitae europeo, e poi una gita con la nipotina alla fine del libro. Insomma, è un libro da leggere. Abbiamo un altro autore, noi andiamo sempre in ordine alfabetico, Paolo Colagrande, Senti le rane, Notte e tempo. Allora, lui ha vinto in realtà il Campiello Opera Prima nel 2007 con un altro volume, è piacentino, ha 2 figli, fa anche lui un lavoro professionale, però scrive anche. Si ritrovano 2 amici al bar. Insomma, questo libro si legge ed è un racconto, ma è raccontato da 2 che raccontano questo racconto. Sono 2 al bar che raccontano questa storia riferendosi a una terza persona che è seduto al bar. Sono con questi nomi un po' curiosi, devo dire, esistono davvero... No, li abbiamo inventati questi nomi, ecco. E tale Gerasim o Gerasim. Gerasim, vabbè. Dipende da... I veneti, Gerasim, gusti, ecco, che parla con Sogliani, e parlano di un prete bello, che poi in realtà lui era un ebreo, che poi si è convertito, tale Zuckerman. E anche lui ha una sua storia molto interessante. Sì, buonasera. Sì, una storia interessante che inizialmente fatica a articolarsi, a declinarsi in una trama, perché c'è la presenza dei 2 narratori. I 2 narratori non si limitano a raccontare la storia del terzo amico, cioè questo amico che ha avuto l'impudenza di alzarsi dal tavolo, imprudenza perché da quel momento gli altri 2 hanno cominciato a parlare di lui, e non sempre benissimo. Ecco, dicevo, non si limitano a raccontare una storia, ma entrano direttamente in scena. Cioè impediscono in sostanza al protagonista di essere tale. Entrano in scena con divagazioni, con commenti, con spesso vanvere più o meno inutili, ma sicuramente poi tutte funzionali poi a rappresentare un contesto, uno sfondo in cui la storia va avanti, si sviluppa, e soprattutto un palcoscenico su cui si muovono tutti i personaggi, tutti gli interpreti di questa storia che avvolge la figura di Zuckerman, scritta con 2 N, a differenza del personaggio di Philip Roth. E ecco la storia. La storia è di questo ebreo di stirpe, diciamo, che si converte al cristianesimo, ma al punto tale da diventare sacerdote. E questo suo curriculum lo porta poi a
acquistare suo malgrado all'inizio la nomea di santo. Cioè questo passaggio di catechesi, di formazioni religiose anche incompatibili, comunque eterogenee, e lui diventa il santo e viene destinato a una parrocchia di bassa aliquota, diciamo. È un paese, una località balneare così, di fascia bassa, insomma, da basso reddito, in cui c'è bisogno di lui. Perché ci sia bisogno proprio di un santo in quel paese non si sa, lo si scopre poi lentamente seguendo la storia. Fatto sta che questa stima di santo diventa un'autostima. E questo forse è il passaggio più problematico nella vita del personaggio. Lui arriva in questo paese, oltretutto nel periodo estivo, dove tutto è vivacissimo, è dolcissimo, è meraviglioso, dove le persone sono sorridenti, dove i parrocchiani sono attenti, collaborativi, molto devoti. E in questa condizione così favorevole, lui comincia a introiettare questa nomea e a credersi veramente santo. Però è una santità che è destinata poi a sgretolarsi alla prima occasione, e cioè quando conosce una parrocchiana, figlia di parrocchiani devoti. Detto così, ecco, sembra molto semplice. In realtà c'è un passaggio, c'è una serie di passaggi estremamente problematici. Perché lui si crede santo, ad esempio? Ma perché tutto il bello che vede intorno lo riconduce alla grazia di Dio, compresa la bellezza femminile. C'è questa romana, che lui conoscerà molto meglio, che abita lì vicino, che viene spesso mandata dai genitori a fare qualche commissione per il parroco e quindi salta questo fosso, il fosso che divide il giardino di casa sua con la canonica. E quando Zuckerman vede la ragazza che salta il fosso non pensa, non ha nessun coinvolgimento organico, diciamo, all'inizio, ma pensa: guarda come sono belli gli esseri umani quando saltano i fossi. Ecco, questo è il suo approccio iniziale alla bellezza del mondo, a quello che lui vede, come lui vede inizialmente il mondo, appunto, bello. Però c'è un pericolo in agguato. Il pericolo in agguato è descritto dai due improbabili narratori. Ecco, i due sono improbabili perché sono in serio sospetto di inattendibilità. Però uno dei due, quello più logorroico, descrive questo problema, questo intralcio che si pone nella vita di Zuckerman come la malinconia del monaco anacoreta. Cioè, i monaci anacoreti, spiega Gerasim, erano quelli che si ritiravano nel deserto per essere lontano dalle passioni, dalle tentazioni, dalla corruzione del mondo. Ma in questo modo, però, ritirandosi nel deserto, cosa trovavano? Non trovavano niente, trovavano giusto il deserto. E allora subentrava la malinconia che, ecco, per paradosso a questo punto diventa vizio capitale, diventa peccato mortale. L'accidia, la religione cristiana la chiama l'accidia, cioè il vuoto corruttore, quello che i monaci poi vanno a trovare nel deserto. Peccato gravissimo, cioè Dante Alighieri nell'inferno c'ha la manina pesante, insomma, sugli accidiosi, che sono insieme agli iracondi, però nella palude estigia, però gli iracondi sono dove si tocca, invece gli accidiosi dove non si tocca, sono sommersi dentro la palude estigia. Ecco, in questo cortocircuito, cioè il monaco che per essere più vicino a Dio va nel deserto ma commette uno dei reati e dei peccati più gravi, ecco, in questo cortocircuito si può sintetizzare il dramma di questo Zuckerman, che alla fine della stagione dei bagni, la stagione balneare, si trova un paese svuotato non solo dalle persone, ma dai sentimenti.
dalle cose belle. Adesso io ho una certa personale esperienza di località balneari di fascia bassa e non so se qualcuno di voi ha la mia stessa esperienza, ma vi assicuro che verso la fine di settembre in certi posti viene voglia di suicidarsi, e molti lo fanno. Cioè si svuota il paese, ma poi si accorciano le giornate, i pomeriggi sono tutti un po' velati. E caspita, è lì che Zuckerman trova quello che il monaco anacoreta trova nel deserto, e cioè la malinconia. E la malinconia che poi finisce per sgretolare quella meraviglia e quella mosaico di meraviglie che lui vedeva prima e che chiamava grazia di Dio. E quindi un bel giorno, affacciato alla finestra, a guardare fuori e a respirare un po' di pessimismo, l'unico sentimento che gli viene suggerito dal contesto in cui si trova, vede la romana, quella stessa romana che saltava al fosso qualche mese prima, la vede sdraiata sul prato a prendere l'ultimo pallidissimo sole, e non la vede più però con gli occhi della grazia di Dio, ma la vede con gli occhi del gatto che vede nel buio. Questa è l'espressione appunto di Gerasim, uno dei due narratori. Ecco, è da lì che inizia il vero dramma. Ecco, molti hanno definito questo libro un libro comico. In realtà è un libro, vi assicuro, assolutamente tragico. È vero che poi le due dimensioni si incrociano, si sovrappongono, si schiantano insieme, però ecco, proviamo a metterci nei panni, ecco, di questo soggetto, e proviamo a metterci anche nel contesto in cui lui si trova a muovere in questa storia, perché ci sono due sostanzialmente piani narrativi che corrispondono anche a due dimensioni cronologiche, storiche, cioè la storia si svolge più o meno negli anni 70, ma i narratori parlano da secolo corrente, e ci sono riferimenti specifici, chiari, concreti, ecco, al tempo in cui vivono, cioè adesso. Ecco, proviamo a metterci nei panni di uno che negli anni, di un prete santo, con tutto questo background, che subisce questa tentazione che lo porterà poi, in sostanza, a rinnegare la sua fede. Questo è come va avanti la storia. E, nella storia si inserisce la logorrea dei due narratori, che somiglia un po' alla mia, perché io vivo questa polarità tra la totale afasia, dove do il meglio, e la logorrea, dove do il peggio. È colpa mia, perché gli ho detto che dobbiamo lasciare spazio. No. Il problema è che non ho ancora conosciuto la via di mezzo, ma credo che la via di mezzo sia ancora peggio della logorrea, per cui è bene che adesso venga interrotto, eventualmente poi riprendiamo il discorso poi dopo. ci torniamo sicuramente, perché è così drammatico che si ride un sacco, insomma, volevo solo dire questo. Nelle espressioni varie, perché in tutto il percorso ci siamo dimenticati di dire che questo prete aveva anche tentato di seguire la regola benedettina dell'ora et labora, no? C'era anche dato da fare, però poi insomma l'estate finisce e le cose cambiano. Carmen Pellegrino, che invece è qui vicino a noi, Cade la terra, il titolo del suo volume, è edito da Giunti, è al suo primo libro, infatti sarebbe anche potuta essere stata premiata come autrice dell'opera prima, invece poi è stata inserita nella cinquina. Però ha già scritto saggi, storie, racconti, è spesso stata ospite anche della RAI per raccontare di luoghi abbandonati. Qualcuno, ho letto questa frase, dice che lei si intende di abbandonologia, che insomma, professor Luxardo, non so se è un termine, possiamo usarlo questo termine, un neologismo, c'è nella Treccani, e quindi abbandonologia. Sostanzialmente le piacciono i luoghi abbandonati e quindi va anche a riscoprirli, ed è anche una frequentatrice di funerali. Del resto è una delle poche cose sociali alle quali non occorre essere invitati, basta avere l'accortezza, come diceva Lina Sottis, di non mettersi nel primo banco,
Dopodiché tutti possono parteciparvi, anche ai funerali importanti, quindi a quelli dei VIP, quindi uno ci va e con la faccia di circostanza ovviamente. Quindi questa ragazza ha questa particolarità. Il suo libro parla di Alento, che è un borgo che sta scivolando, un po' lo si vede anche nella copertina, questa casa aggrappata a delle radici che però non hanno più terreno e quindi c'è tutta una corona di personaggi a partire da Estella, che questo è un prete, Estella invece si toglie l'abito da monaca. Anzitutto, buonasera. Volevo dire solo una cosa sui funerali perché magari si No, spaventano. Sì, prendo parte di tanto in tanto a dei funerali, però di persone sconosciute, non i VIP. certo. Di solito vado ai funerali dove so che non andrà nessuno, cioè funerali di persone un po' che hanno avuto una vita un po' dimessa, così. Ne leggo nei manifestini funebri che a Napoli, io anche se non sono napoletana, vivo a Napoli e a Napoli sono particolarmente pittoreschi i manifesti perché riportano anche il soprannome del morto molto spesso, no? Oppure leggendo i necrologi e poi in base a questo vado così, ma prendo parte alla cerimonia come se fossi una parente Certo. e Per informo, vicinanza. per vicinanza, Per sì, mi vicinanza. informo magari della vita del morto, poi vado a casa e ne scrivo cercando magari di cambiare un po' il destino del morto, se era un destino di desolazione così. E questo è quanto, non da prefica, non vado a piangere. No, 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 no. Allora, Cade la Terra, sì, è un romanzo ambientato in un paese abbandonato, perché appunto io mi occupo di paesi abbandonati e in realtà sono una storica e da 10 anni circa vago per tutto ciò che è abbandonato, non solo i borghi, ma anche i teatri, le stazioni, eccetera. Quando ho pensato di scrivere un romanzo, ho pensato che dovessi scrivere di ciò che conoscevo meglio e questa dimensione dell'abbandono, anche per essere nata in un posto, io vengo dal Cilento, non quello del mare, ma quello delle montagne, l'Osso del Sud, aspro, brullo, quella terra infida. Ecco, il mio paese era circondato di borghi abbandonati già quando io crescevo e c'è questo paese che si chiama Roscigno Vecchia, noto come il paese che cammina perché ha una terra friabile, molle, per una frana che accompagna la vita del paese dagli inizi del Novecento. Alento nel romanzo ricorda molto da vicino, proprio geograficamente, anche un po' nella disposizione dei fiumi, delle montagne, Roscigno Vecchia e la sua ultima abitante. Estella, l'ultima abitante di Alento, è un'ex monaca, però c'è stata ben poco con l'abito da monaca, perché a un certo punto aveva scelto di abbracciare, di entrare così nella vita religiosa per trovare un posto in cui stare, ma non lo ha trovato e decide di ritornare al suo paese di origine, che nel frattempo si sta spopolando. Sono rimaste poche famiglie, c'è una famiglia in particolare che è una delle famiglie più ricche del paese, i notabili del paese, sono i De Paulis, che hanno bisogno per il loro ragazzo, che si chiama Marcello, di una istitutrice e Stella coglie la palla al balzo e decide di presentarsi lì a far da istitutrice a Marcello, anche se hanno poi poca differenza di età, giusto 2 anni. Tra i due, per 8 anni, i due convivono in questa casa, innescando meccanismi di odio soprattutto e anche poi forse di amore, ma se è amore non se lo diranno mai. E poi dopo 8 anni Marcello con la sua famiglia si trasferisce nel paese nuovo, perché nel frattempo è stato replicato, perché molti dei paesi abbandonati in Italia ne abbiamo proprio abbandonati circa 2000, anche in Veneto state messi bene quanto ad abbandono, ma soprattutto al sud. Circa 2000 sono i borghi totalmente abbandonati, 6.000 quelli che di qui a qualche decennio diverranno completamente abbandonati, che sono in via di spopolamento, insomma. E appunto dicevo, Stella però decide di rimanere nel paese vecchio, nel paese che frana, nel paese abbandonato, da sola in questa enorme casa, perché è convinta di non poter vivere che in una dimensione di abbandono. Forse per essere stata lei stessa abbandonata da quell'affetto primigenio, potrebbe essere la madre, l'affetto della madre quando era ragazzina, non è chiaro, non è chiaro prima di tutto a lei.
Però decide di restare lì, di vivere in questo guscio di solitudine che è il solo che insomma crede di meritare, perché crede di non poter meritare amore, non lo riconosce neanche se lo incontra. E tuttavia, per non soccombere a quella solitudine che lei stessa si è scelta, ogni anno organizza una cena. E mi veniva in mente Pascoli un po' come immagina la morte come un convito che splende nel deserto, no? Insomma così li ho messi intorno a questa tavola e lei porta in tavola ravioli di ricotta, e, insomma fichi secchi, cibi un po' cilentani, queste cose così, ma probabilmente si tratta solo di sassi che lei porta in tavola perché poi anche Marcello andrà a questa cena una volta all'anno, da vivo però. E dico da vivo perché quelli che lei convoca ogni anno dovrebbero essere i vecchi abitanti del paese, in realtà i vecchi abitanti sono morti. Quindi sono fantasmi. Quindi potrebbero essere sì, fantasmi o sue proiezioni. E mi interessava raccontare quindi attraverso appunto questa cena le vite di questi uomini e di queste donne che hanno abitato il paese, che sono vite di vinti, sono stati definiti così, no? Sono quelle che Vittorio Sereni, per esempio, si chiedeva a un certo punto in una sua poesia cosa resta di un uomo in un paese, dentro la polvere d'archivio, sotto il pennino dello scriba, e si rispondeva nulla, nessuno, in nessun luogo mai. Ecco, io da storica so anche bene quanto poi la storia vera, la storia quella sottaciuta, sia poi storia di vinti, di persone che sembrano passati in vano, inutilmente, no, trascorsi senza essere davvero vissuti. E c'è una storia in particolare che ho voluto raccontare, quella di Mariuccia, una bambina nata e cresciuta su un ciglio di strada. Questa bambina muore a pochi anni per quello che allora negli anni 50 si chiamava groppo alla gola, ma muore però non per il groppo alla gola che probabilmente era la difterite, poi ho scoperto dopo, ma per un errore medico. Un medico un po' arrogante le fa un'iniezione sbagliata, e quando i genitori di lei, che sono dei contadini poveri, chiedono ragione di questo sbaglio, il medico con arroganza dite: beh, fate quello che volete. Mi daranno sempre ragione i miei colleghi. Daranno, esatto, perché a quelli come voi, rivolgendosi ai genitori della bambina morta, non si dà ascolto nelle piazze e figuriamoci nei tribunali, perché il padre della bambina si appella alla legge, dice la legge è superiore persino alle famiglie potenti, alle famiglie dei medici come voi, e lui dice fate quello che volete, tanto io troverò insomma sempre chi testimonierà a mio favore. Questa bambina che anche dopo la morte sembra essere stata condannata a un'eternità di indifferenza perché ho rintracciato il suo loculo, la sua tomba, insomma riporta anche una data sbagliata di morte, quindi condannata all'irrilevanza più totale, all'indifferenza più totale anche dopo la morte. Ho voluto raccontarla così, certo non per cambiarle il destino perché quello non è possibile, ma attraverso le parole in qualche modo sottrarla a quella indifferenza a cui la storia l'aveva condannata. Questa Mariuccia, sì, è un applauso, certo. È un libro molto poetico e anche commovente. Questa Mariuccia, tra l'altro, la morte, il padre che vuole rivolgersi al tribunale, in qualche modo poi c'è anche un riscatto della madre, perché per un'altra storia, che poi insomma vedremo o la leggerete, non possiamo raccontarvi tutto il libro, dobbiamo darvi soltanto delle intenzioni. Dico solo alla regia che a metà del percorso dovevamo far vedere Giacopini, ma prima finiamo tutto il giro e poi, mi dispiace, insomma gli assenti in qualche modo pagano, arrivano per ultimi e pazienza. E arriviamo allora a Scurati, che abbiamo detto è il più famoso, insomma, che c'è qui in questa cinquina, con il tempo migliore della nostra vita, edito da Bompiani. Ha vinto il Campiello giusto 10 anni fa, nel 2005, con Il sopravvissuto, peraltro in quell'occasione ex equo con Pino Roveredo. Lui è napoletano, è ricercatore allo IULM di Milano, è membro del centro studi, spero che sia corretto quello che ho trovato, sui linguaggi della guerra e della violenza, e è un autore tradotto in molti paesi, sicuramente molto conosciuto. Dicevo edito da Bompiani perché poi nel suo libro in realtà si racconta molto anche di Einaudi,
Ed Einaudi quest'anno è la prima volta dal 2008, credo, che non partecipa come editore tra i finalisti. Quindi in qualche modo però lo ricordiamo grazie al tempo migliore della nostra vita. Racconta la vicenda dell'intellettuale antifascista Leone Ginzburg e quindi anche della sua famiglia, che con un atto che fecero solo una trentina di docenti all'epoca, l'8 gennaio del 1934, non accettò di diventare fascista e quindi di sottostare a tutte le regole del fascismo. Fu un atto di ribellione di un professore allora giovanissimo. Accanto a questa storia, che poi ci porterà fino a Cesare Pavese, a Einaudi appunto che abbiamo citato, c'è anche quella della famiglia di Scurati. Parte addirittura dall'Albania, giusto ieri a Padova, hanno arrestato uno di quel paese lì albanese, se va molto lontano, arriva ai suoi nonni, arriva anche alla sua nascita. Quindi la storia di grandi personaggi e però viviamo anche la storia della gente, fra virgolette, comune. Sì, no, grazie. Dunque, no, io la qualifica di napoletano non la merito, nel senso che sono nato tecnicamente a Napoli, ma poi però sono... è milanese. No, sono cresciuto in questa città, qui, a Venezia. Prima, quando Carmen Pellegrino parlava di abbandonologia e di luoghi abbandonati, io ripensavo alla città in cui sono cresciuto, perché nei 20 anni in cui ho vissuto in questa città, che ovviamente mi è molto cara perché la considero la mia città, ho fatto tutte le scuole qui, tra il 1969 e il 1989, come tutti voi saprete, la popolazione residente di Venezia si dimezzò, passò da 120.000 abitanti a 60.000 in 20 anni, che è una cosa credo senza precedenti nelle, diciamo, grandi città di tradizione europea. E quindi riflettevo se fosse possibile inserire Venezia dentro il discorso dell'abbandonologia, ma questo probabilmente è un altro capitolo. No, poi quanto all'origine albanese della mia famiglia è accennata soltanto come una fantasia ipotetica. No, io in questo romanzo cerco in qualche modo e qui mi riferisco a quanto diceva il Presidente Diamanti in principio, di saldare la storia con le storie. È qualcosa che in molti oggi cercano di fare, è entrato quasi in una retorica consueta. È vero ciò che diceva Diamanti. Da quando la storia con la S maiuscola è uscita dall'orizzonte storico, perdonatemi il paradosso, non ci sono rimaste che le storie singolari, individuali, di ciascuno di noi. Io appartengo a una generazione, o almeno io personalmente, che sente un po' la mancanza della storia con la S maiuscola. Cioè questa nostra grande difficoltà a collocare la nostra vicenda individuale di singoli dentro un quadro più ampio a cui possa appartenere, dentro un racconto che abbia un respiro più lungo, più vasto, che non sia il mero presente in cui tutti noi viviamo conficcati a testa in giù come in una specie di pena, di inferno dantesco. Ecco, è qualcosa che a me sinceramente manca. Io penso che molti motivi dell'insoddisfazione per la nostra vita siano dovuti a questa incapacità di trascendere l'istante, il presente, no? La bolletta da pagare, la scadenza, il trimestrale di cassa, la notte che non dormi. E io per farlo ho scritto questo libro in cui racconto di un grande personaggio storico, di Leone Ginzburg, che fu un eroe della resistenza civile, un antifascista inflessibile, fin dal giorno in cui rinunciò ad una promettentissima carriera universitaria appena intrapresa perché non volle sottostare all'obbligo di giurare fedeltà al regime fascista, fino al giorno in cui 10 anni dopo morì nel carcere di Regina Coeli a seguito delle torture inflittegli dai nazisti. Fu anche fondatore della casa editrice Einaudi assieme a Cesare Pavese, fu un grande intellettuale, un grande organizzatore di cultura, un personaggio storico, un padre della patria. Ma accanto, come si ricordava prima, a questa figura, io, diciamo così, ho osato raccontare invece le vite e le storie che si scrivono con la S minuscola di uomini non illustri, di persone comuni, vite assolutamente ordinarie, che per di più di operai, metalmeccanici, commercianti, macellai, che per di più erano le vite dei miei nonni.
Sono andato col registratore, anzi con lo smartphone, dai miei genitori, ormai anziani, e ho chiesto loro di raccontarmi per l'ennesima volta quegli aneddoti che tutti noi abbiamo sentito raccontare fin da ragazzi e che risalgono per lo più ai tempi di guerra, ai tempi della fame, alle origini stentate. E li ho rimessi insieme e ho ricostruito queste storie familiari, ripeto, del tutto ordinarie, perché i miei nonni furono persone comuni, non personaggi storici. E la sfida era quella di vedere se si creasse, come dire, spontaneamente, senza generare un intreccio artificiale tra le due, perché non ce n'è, perché Leone Ginsburg e Ginsburg non incontrarono mai gli Scurati Ferrieri, che erano persone modeste, che non appartenevano al mondo della cultura. Io sono, come nella celebre canzone di Guccini, il primo laureato della mia stirpe, e di vedere se si creasse tra di loro una qualche attrazione, un qualche collegamento, un terreno comune su cui i personaggi storici, i padri della patria e le persone comuni potessero incontrarsi. Perché se ciò non accade, se noi appunto non riusciamo a entrare in risonanza con un tempo più grande, più vasto, con un racconto più ampio di quello che riguarda esclusivamente la nostra piccola esistenza nell'istante presente, io credo che rimaniamo menomati di una dimensione fondamentale dell'esistere, qualunque sia il mestiere che svolgiamo. Leone Ginsburg fu appunto un grande intellettuale, un grande uomo di cultura, oltre che un combattente, un militante, un organizzatore antifascista. Il nonno di cui io porto il nome, Antonio Scurati, quello nato nel 1900, quello che aveva, perché poi gli dei vedono lontano, 2 mani grandi come badili perché gli servivano a lavorare, e infatti a me le hanno rimpicciolite perché non mi servono a niente se non a battere la tastiera del computer. Ha fatto l'operaio metalmeccanico per tutta la vita. Però c'è un punto in cui, diciamo così, la storia incontra le storie. Se questo punto c'è, è un punto secondo me prezioso. C'è un punto in cui sentivo prima con piacere Zuccato che sottolineava quanto anche per l'imprenditoria veneta oggi sia fondamentale la sua fondarsi, diciamo così, sposarsi con la cultura. C'è un punto in cui io parlerei di cultura, c'è un punto in cui la cultura, diciamo quella con la C maiuscola dei grandi intellettuali, incontra la vita vissuta, incontra le altre culture, incontra la cultura contadina, incontra la cultura operaia, incontra la cultura imprenditoriale. Gli intellettuali, a noi piace pensare a volte che essere delle persone colte di per sé conferisca una saggezza, no? un orientamento nella vita. Non è così. Questo è un libro che racconta di migliaia di professori universitari, anche geniali nel loro campo, che non esitarono un attimo a chinare la testa sotto il giogo nazista. Racconta di grandi intellettuali, grandi poeti, grandi scrittori che furono degli uomini pessimi, che furono degli uomini meschini, che arrivarono perfino a affermare che Leopardi era fascista nel momento in cui traslavano la salma. Allora, Leone Ginsburg è stato uno di quegli esempi rari, in cui la cultura è diventata anche etica, è diventata anche politica, è diventata anche veramente, per usare l'espressione, maestra di vita, no? In cui l'alta cultura si è applicata ad una linea vissuta. Quest'uomo è stato un tutt'uno. Ecco, raccontarlo accanto a uomini che non avevano nessuna cultura nel senso intellettuale, per me è stata rispondere alla domanda: c'è un terreno d'incontro tra tutte queste cose? Nella migliore delle ipotesi, no? O siamo condannati, ciascuno di noi, a rimanere con la sua piccola storia, ciascuno di noi a rimanere con la sua piccola vicenda personale, con il piccolo orticello, con le cose che sa e che non parleranno mai alle cose che non sa e agli altri che lui non è? Grazie. Allora, mi scuso per l'ignoranza, non sapevo del periodo veneziano.
e si incontra in questo libro tante storie che ci sono, quelle della famiglia, quelle delle persone con la S maiuscola, anche un gruppo di attori, si arriva, pensate, anche a Totò ad un certo punto, si incrociano queste storie e in questa Napoli poi dove era il suo papà, quello però dirigente. Mio papà viene da Milano, mia mamma da Napoli, e Esatto, quindi diciamo che le era due quella famiglie. dimostratrice della Max Factor, della Max sì. Factor, che con un atteggiamento molto furbo riuscì a conoscere quello che poi è suo padre, e quindi è una storia interessante. Allora, mentre voi decidete quale pagine leggere, io direi che possiamo vedere a questo punto, lo avevamo annunciato, il video che riguarda Vittorio Giacopini con il suo libro La Mappa, e l'editore è Il Saggiatore, e questa è la storia, adesso la racconterà lui, che è già pronto a partire, è la storia di un cartografo, del cartografo ingegnere di Napoleone, che quindi voleva vedere tutte le cose per prepararsi alla battaglia nel modo migliore. Vediamo il filmato. Il segreto, la trappola che stanno dentro questo romanzo sono forse racchiusi tutti in questa immagine pixelata che si riconosce e non si riconosce, sì, Napoleone, la storia in assoluto, lo spirito del mondo a cavallo. Per me è importante come pretesto, a un certo punto io lo prendo e lo metto via, e dentro la grande storia voglio capire le piccole storie o le storie o le controstorie segrete che in qualche modo fanno da commento ma anche da smentita costante alla storia ufficiale, alla storia universale. Per questo ho scelto la figura di un geografo, di un illuminista, di una persona che crede ancora nel sogno di un ordine, di una razionalità perfetta, e ho incrociato la sua vicenda con quella napoleonica. A Serge Victor, al mio protagonista, viene affidato dalla politica il compito di realizzare la grande mappa perfetta, la mappa che fotografa l'impresa di Napoleone come liberatore dell'Italia, la mappa della prima campagna d'Italia, e fotografa in questo anche la funzione emancipatrice della prima parte dell'avventura napoleonica, Napoleone come esportatore dei lumi e Napoleone come esportatore della rivoluzione. Però quella fotografia inchioda anche Napoleone al suo tradimento, al tradimento della rivoluzione, al tradimento dei lumi, e allora la vicenda del mio cartografo, da una vicenda avventurosa accanto a Napoleone, lo segue a Mantova, lo segue a Milano, diventa la storia di un conflitto, di un'usurpazione, di una sconfitta, di una perdita e fondamentalmente di un fallimento. È il suo fallimento privato, ma è anche il fallimento di un'idea di razionalità, è l'inizio della dialettica dell'illuminismo, è un passaggio di fase che io cerco di rappresentare anche proprio fisicamente e geograficamente su una mappa, per cui a un certo punto dall'Italia si passa nella foresta teutonica, dove prevale un'altra razionalità, dove ci sono strani personaggi che smentiscono la storia che è scritta sui libri, dicono no, tutto è fiaba, la storia è solo una filastrocca di bugie. Insomma, il passaggio sì dall'illuminismo al romanticismo, ma è anche la fine di un percorso, e io cerco di seguire questo personaggio per raccontare qualcosa sulla storia e sul fallimento nella storia del grande sogno della politica, del sogno di emancipazione della politica. Per me la letteratura deve cercare di fare questo, deve sempre avere una grande attenzione non soltanto estetica ma anche politica, alle idee, a che percorsi hanno le idee nel mondo e che storia hanno gli individui che queste idee incarnano o subiscono. Il tentativo della mappa è esattamente questo, cercare di scrivere non un romanzo storico come potrebbe sembrare, ma un requiem per il romanzo storico, un requiem per il sogno della razionalità della storia che abbiamo perso, ma non indulgendo in una retorica del fallimento. Io credo che esistano molti livelli di fallimento, e quello che deve fare il pensiero, quello che deve fare la letteratura è registrare i vari codici del fallimento e farlo dentro una struttura organizzata che dia senso al romanzo e rivendichi la grande funzione appunto della letteratura, che è quella appunto di guardare il mondo oltre il mondo, di creare altri mondi mentre si cerca di descriverne uno. Ecco, questo è il tentativo, l'impresa, l'ambizione e la scommessa di La Mappa. Grazie, allora grazie per questo intervento. Adesso abbiamo la lettura delle pagine, lo abbiamo promesso. Cominciamo naturalmente da Marco Balzano con l'ultimo arrivato.
Sellerio, lo ricordiamo sempre. Sì, il brano che mi piacerebbe leggervi parla di un personaggio senz'altro secondario nel libro, ma particolarmente importante. È il maestro di scuola elementare di rimpettaio del bambino protagonista, di Ninetto, un po' l'unica figura biografica entrata nel libro, nel senso che appunto per scrivere un libro di questo genere la difficoltà principale era quella di farsi da parte, visto che l'esperienza e la storia da raccontare non erano per niente la mia, erano lontani dalla mia, e in fondo insomma è stato detto con varie declinazioni anche fino adesso. Una delle funzioni cardini della letteratura è quella di aprire mondi e di portare una conoscenza, anche se parziale o soggettiva, di una vita completamente diversa e lontana dalla nostra esperienza. E quindi c'è questo, però una figura è rimasta, appunto il maestro di scuola elementare, quei maestri di scuola elementari meridionali del sud che in qualche modo sono stati, insieme alla televisione, i grandi formatori dell'italiano parlato delle generazioni passate. Il bambino è particolarmente affezionato a questo suo dirimpettaio, ci va a scuola insieme, fanno il breve tratto per arrivare a scuola e lui, il libro inizia che la madre si ammala e quindi il bambino non va più a scuola, ci va un'ultima volta facendo un'operazione inversa a quella di oggi, cioè non scappa da scuola per andarsene in giro, ma approfitta che il padre non gli dà la sveglia il mattino per tornare a scuola, e questo è un po' il suo ultimo giorno. Quel giorno di scuola ancora oggi non lo posso dimenticare. Appena entrato in classe, una delusione. Mi aspettavo una festa come quella del santo, invece, a parte Peppino che saltellava come un coniglio, nessuno mi considerò. Sembrava che non ero mai mancato. Solo Ettore venne a supplicarmi di non rubargli la merenda e di nuovo si mise a piangere come una femminuccia. Anche il maestro Vincenzo, quando entrò, non mi rivolse parola. Vedendomi seduto al mio posto, corrugò la fronte, ma niente di più. Io allora pensai che la nostra amicizia era agli sgoccioli e me ne volevo scappare di corsa in campagna. Fece una lezione coi fiocchi il maestro. Parlò di un signore che si chiamava Gian Giacomo Rousseau e lo chiamò pensatore, una parola che non avevo mai sentito e che secondo il mio compagno di banco significava uno molto intelligente e che la sa lunga, mentre secondo Peppino indicava uno che il mattino si alza e non tiene una minchia da fare. Il maestro fece un disegno alla lavagna, 2 uomini. Uno stava in mezzo a un campo recintato e diceva «questo è mio», l'altro stava in un campo senza recinto e non diceva niente. Il maestro ci fece ricopiare il suo disegno e poi spiegò che prima che quell'uomo dicesse «questo è mio» non esisteva la società, caserme, ospedali, scuole, tribunali, carceri, banche, e tutti vivevano liberi. La natura era così generosa che ciò che cresceva spontaneamente bastava e non c'era bisogno di scannarsi per un boccone. Però poi disse «questo è mio» e allora chi si è visto, ognuno iniziò a imitarlo e al posto che sognare un paesaggio o una bella femmina iniziò a sognare recinti sempre più alti e mise porte con la serratura alle case, cani feroci ai cancelli. Rousseau scrive che questa invenzione dei recinti si chiama proprietà privata, disse il maestro. Peppino alzò la mano per chiedere se questo signore era uno che nella vita russò molto e fece un grugnito col naso che ancora mi fa ridere a pensarci. Sento nella testa un coro gioioso di picciriddi. Tanti anni fa a San Cono mi hanno detto che pure Peppino verso i 15 anni era emigrato e per qualche tempo aveva vissuto a Milano. All'inizio non riusciva a inserirsi e passava le giornate nei cinema pornografici, faceva risse, rubava le macchine. Poi è partito con suo fratello per la Germania e forse lì avrà messo la testa sulle spalle. Si sarà trovato un lavoro stabile, fatto una famiglia. Più povero di me era Peppino. Teneva le bestie in casa e davvero dove abitava era proprio una stalla. Pure i genitori sembravano bestie, per l'odore di paglia umida che facevano, per gli occhi bovini, per come mangiavano, sempre in piedi, come gli asini. Chissà, forse qualche volta in città ci saremmo pure incontrati, magari domenica, che è il giorno peggiore della settimana. Tanto per cambiare, quel pomeriggio mi ragliava lo stomaco e mi girava la testa. Così, mentre tornavo con mio padre sulla bicicletta, tanto per non addormentarmi strada facendo, gli raccontai la lezione. «Papà, sai perché la terra che travaghiamo non diventerà mai nostra?»
gli dissi. E perché? Perché un pensatore di nome Rousseau scrive che da quando un uomo tanti secoli fa disse questo è mio e costruì recinti intorno a un campo, gli uomini divennero disuguali. E chi fu questo figlio di Grandissima? Chiese mio padre. E il nome non lo so perché il maestro non ce l'ha detto, ma fu quello che inventò la proprietà privata, mentre prima tutto era di tutti, c'era da mangiare in abbondanza e niente leggi, scuole, ospedali, avvocati. Ma che ti sei imparato i discorsi dei comunisti? Chiese mio padre soffiandomi nell'orecchio. Io però ero picciriddu, non sapevo ancora il significato di quella parola, anzi capivo camionista. Grazie a Balzano, che temeva che il maestro si fosse dimenticato di lui, invece poi lo accoglierà anche sposo quando lo raggiungerà con la moglie. Allora, c'è il nostro Paolo Colagrande. Consenti le rane, che cosa leggiamo, che cosa ascoltiamo? Una pagina, adesso faccio una premessa di 7 secondi e mezzo, non di più. Cioè l'innamoramento di Zuckerman, perché Zuckerman si innamora ovviamente di questa romana e qui in realtà comincia la storia. Cioè quello che ho detto prima è l'inizio della storia, sono arrivato più o meno a pagina 20, ecco, prima. Però vabbè, e subisce tutti i corollari dell'innamoramento e un prete non è preparato a questo tipo di esperienza. Per cui inizialmente il rapporto tra i due è come se fosse confinato, chiuso, stretto, ingabbiato in una specie di nicchia ecologica, come la definisce Gerasim, in cui il resto del mondo per Zuckerman è la romana e per la romana è Zuckerman. Poi questo impianto entra in crisi e subentra la gelosia, anche perché sulla strada della romana si presenta un personaggio che è il trattorista Ilario Flisi dell'azienda agricola San Demetrio, che ha l'appalto della fresatura del litorale. Adesso non so se voi siete pratici di queste cose, però nelle località di fascia bassa alla sera arriva un trattore con una fresatrice dietro e zappa tutto il litorale. Ci sono cose che nei litorali rocciosi non succede ovviamente, ma neanche nelle grandi Antille della Giamaica. Però in Zobolo Sant'Aurelio Riviera, che è la località in questione, che non esiste sull'Atlante, succede. Allora questo dà l'occasione a Sogliani, l'altro narratore, di fare una breve digressione sul trattorista. Dice del resto Sogliani che l'uomo sul trattore ha una sua autorità carismatica, perché unisce l'essenza dionisiaca dell'uomo primordiale alla competenza del pioniere meccanico e al tempo stesso incarna, per così dire, il tema del predominio dell'uomo sulla macchina, che è un topos molto sfruttato nell'odierna filosofia estetica del design, come dire che l'uomo è la misura di tutte le cose e di conseguenza è artefice del proprio destino. E se Leonardo da Vinci vivesse nell'epoca attuale, non disegnerebbe più un uomo vitruviano nudo, rigido, in posa geometrica rinascimentale nel cerchio e nel quadrato, ma un uomo sul trattore, in posa organica esperta. E se è vero che la donna è attratta dall'uomo sulla macchina fin da quando esiste l'uomo, ma più che altro da quando esiste la macchina, di questa regola l'uomo occidentale fa poi un uso improprio, contaminato dall'estetica di sintesi. E infatti l'uomo occidentale, vittima di gravi malintesi epistemologici, per attrarre a sé la donna tende a dotarsi di automobili di lusso performanti, come i SUV, le supercar, i quad, le Carrera, le Ducati, da cui però fin da principio è dominato lui, secondo dinamiche che riproducono quel rapporto arcaico tra servo e padrone che in termini socio-economici richiamano la questione agraria nel dibattito marxista. Non capisce l'uomo occidentale che la donna invece è attratta dal trattore, dal trattorista, e un giro a bordo del trattore pilotato da un trattorista esperto con padronanza della console, una fresatrice collegata al cardano, ha tutta un'altra ricaduta sulla psiche. Diciamo pure la stessa forza suggestiva di certi riti propiziatori di fertilità nelle tribù Apache o delle danze centroafricane, per fare degli esempi. E questa è una sola delle tanti fondamentali differenze tra il conducente di un SUV e un trattorista, che però affronteremo meglio un'altra volta. Ecco, appunto, questa era una delle pagine più drammatiche di questo libro. Carmen Pellegrino, Cade la terra giunti.
E io leggo una pagina, quella in cui Estella si è ormai resa conto di essere sola perché sono andati tutti via, gran parte degli abitanti è proprio andata via dal paese anche prima, altri sono morti, quindi consegnati a un'eternità di morte, se n'è andata anche Marcello e quindi lei si rende conto di essere sola, di avere solo le pietre a sua disposizione. Da quelle pietre cercherà di trarre le vite, insomma, di quelli che non ci sono più, dagli spacchi nelle pietre, dagli spacchi nei muri, trarre la vita, proprio andarla a prendere proprio lì nella polvere, lì dove si nasconde, nelle anse in cui non la si sospetta, e quasi fare un esercizio di pietà dalle pietre, che hanno etimi diversi le parole, però cominciano allo stesso modo nella nostra lingua. Mi è accaduto spesso di chiedermi in quale modo un giorno ci saremmo riuniti. La distanza che si era creata fra noi non aveva niente di fondato, visto che la sua nuova casa sorgeva a poche miglia da questa. Eppure quella distanza mi è sempre parsa incolmabile, al punto che non sono capace di fare più di una sosta sotto la sua finestra, le volte in cui vado al paese nuovo per le provviste. Non per un disagio, questo no, solo che è rimasta incrollabile in me e definitiva la convinzione che nulla dovesse nascere fra di noi, come se alla mia vita potessi dare un ordine ragionevole solo in assenza di qualcuno, come se, pur sfinita d'attesa, dovessi ricreare di continuo questo mio guscio in disfazione, questo piccolo mondo autistico dove rinasco e muoio ogni volta. Mi sono persuasa di aver protetto Marcello, tenendolo lontano dal mio cuore pericoloso, ma in realtà ho protetto me, la mia quiete così finta. Intanto ho creduto di avere un tempo illimitato, che prima o poi avrei rimediato, che ci saremmo rivisti domani dandoci forse altri nomi e che dovevo lasciare tutto com'era. Ora che ho la vita governata dai ricordi, ora che la casa è in disfacimento, in questo giorno tremendo in cui sarei finalmente pronta, so di esserlo anche per morire. O venisse oggi una sua breve notizia, o se venisse. Invece non mi resta che il paese, la sua magica impostura. Qui scavo dentro le sere cercandovi il mattino nuovo. Nelle case che sono aperte con le finestre accostate, come se i vecchi abitanti dovessero tornare da un momento all'altro, entro in continuazione, le ragnatele mi si attaccano alla faccia. In questa desolazione subito si fanno avanti i fotogrammi di una visione strana, evocabile. Vedo a un tratto tutti i parti e le morti che le hanno attraversate, tutte le età di chi vi ha abitato, le madri con i figli in braccio, pesanti come sassi, le vecchie strette nelle vesti del loro eterno lutto, i padri con i corpi insidiati dal terrore, perché vivere fra le montagne non li ha preservati dalla miseria. Cammino sulle mattonelle che si muovono, entro nelle cucine che hanno ancora le collane di peperoni appese al soffitto, cucine in cui si è appena mangiato, con i cammini che mandano odore di fuliggine, anneriti dal fumo che nelle sere di venti imbrogliati tornava indietro, riempendo le stanze. Una delle case ha il pavimento di un secondo piano sospeso nell'aria e solamente un ponteggio d'edera lo sostiene come può. Più avanti c'è una casa quasi intatta, con le pareti screpolate che recano tracce di un rosa antico, e vicino al camino c'è una cesta ancora piena di legna. Le erbacce sono ovunque, negli antichi orti, su per i muri. La furia della natura si è riversata anche sulle vecchie botteghe che sono mangiate dai rampicanti. La fucina del fabbro è murata da una falange di muschi che ne impedisce l'accesso, e guarda le cantine, sembrano sarcofagi con i pezzi di cemento staccatisi dalle pareti a far da canopi. Nella polvere di queste rovine, in questa polvere che il tempo ha sparpagliato, posso riconoscere volti, oggetti, capelli rimasti fra i sassi, lacci di scarpe confusi con le piccole nervature delle foglie, giunture schiantate, sedie, tavoli e abiti transitori, e una parola per volta. Finché avrò vita, imbastirò la storia di questo paese. Ecco, in questa ricerca poi di Sassi lei rientra in queste case anche per recuperare un oggetto o qualcosa poi da donare ai suoi invitati, reali o fantasmi che siano. Antonio Scurati, con Il tempo migliore della nostra vita, Bompiani. Molto brevemente, come vi dicevo, il romanzo narra una accanto all'altro le vicende di personaggi storici e di persone comuni. Siccome prima l'ho rievocato e l'ho evocato, mi è venuta voglia di leggervi una pagina che non riguarda Leone Ginzburg, il personaggio storico, ma mio nonno, la persona comune. Antonio Scurati però lavora in fabbrica, come il padre, e come il padre lo farà per tutta la vita. A differenza del padre però, lui non impasterà mai le mani nella terra. Antonio entra nell'industria da subito, fin dal suo primo impiego, e questa volta è la grande industria.
Antonio lavora alla fabbrica di automobili Alfa Romeo di Milano. Pur lavorando in una fabbrica di automobili, come tutti i suoi compagni operai, Antonio al lavoro ci va in bicicletta. Lo stabilimento si trova lungo la strada del Portello, all'estrema periferia nord-ovest di Milano. Dista circa 15 km da Cusano e Antonio tutte le mattine li percorre tagliando per i campi a Bresso, attraversando poi il bosco di Bruzzano e aggirando prima l'ospedale maggiore di Niguarda e poi lo scalo ferroviario di Porta Garibaldi. Mentre pedala nelle albe d'inverno immerso nei vapori brumosi delle campagne al suo settentrione, nel paesaggio urbano che lo riceve silenzioso e immobile, trafitto dalle ciminiere, le uniche creature animate sono i tram e i camion che campeggiano contro il cielo nemico, come eroi di epopee dimenticate. Antonio è giovane, svelto, ha 2 enormi mani da contadine che non hanno mai lavorato la terra. Lo mettono prima al tornio, poi alla fresatrice, e lui impara presto a eseguire lavorazioni meccaniche complesse, intagli, incastri, stampi, ruote dentate per catene, ingranaggi a denti dritti o elicoidali. Per 8 ore al giorno allarga fori, ottiene scanalature e profili sagomati, rifinisce camme, pezzi piani o squadrati. È uno specializzato, uno che fa il lavoro di fino, l'aristocrazia della classe operaia. Ne va fiero e per anni, decenni, Antonio continua a tornire, a fresare, mentre Mussolini marcia su Roma, mentre redime le squadracce nella milizia volontaria, mentre si macchia dell'assassinio di Matteotti. E poi Antonio continua a tornire e a fresare anche quando gli antifascisti cominciano a essere imprigionati e confinati, quando nasce l'Opera Nazionale Basililla e ovunque si tengono campi dux, e ormai quasi tutta l'Italia è fascista. E fresa ancora quando Mussolini firma i patti lateranensi con il Papa e il 7 giugno 1933 il patto a 4 con Francia, Inghilterra e Germania per dare all'Europa 10 anni di pace. Poi finalmente, un mese dopo, il 19 luglio 1933, ad Antonio Oscurati nasce il primo e unico figlio. Antonio gli dà nome Luigi, il nome del suo povero fratello caduto dall'albero. Poi, sempre con buona volontà, Antonio Oscurati si rimette alla fresa e rifinisce camme quando le truppe italiane aggrediscono l'Abissinia, intaglia ruote dentate mentre il generale Badoglio si apre la via verso l'Ambalagi spargendo gas nervino sulle popolazioni civili e ottiene dal suo mestiere profili sagomati mentre un Mussolini paonazzo, esorbitante, urla dal balcone di Piazza Venezia che l'Italia ha il suo impero. Certo, non tutto va per il verso giusto. C'è un suo compagno di reparto, un tale Gasparro, che lo prevarica. È un fascista della prima ora, membro della milizia, e poiché conosce le fedeltà socialiste degli Scurati, provenendo anche lui da Cusano, ne approfitta per imporre ad Antonio di lavorare anche i suoi turni. Antonio, però, non ne fa una malattia, o almeno 80 anni più tardi, così pare. A dispetto del duce che conquista imperi, e anche di un tale Gasparro che lo perseguita sul lavoro, Antonio Scurati si rimette alla macchina e continua a fresare. Poi rimonta sulla bicicletta e torna a casa dalla moglie Angiolina e dal figlio Luigi. Gaspardo che faceva fare i doppi turni ad Antonio per recuperare del tempo. Allora, purtroppo il tempo è quello che scorre ed è velocissimo. Vi chiederei di essere così bravi, io adesso vi faccio una serie di domande tutte uguali, da darmi delle risposte rapide. Non si guarda mai, ma i libri hanno delle dediche. Balzano l'ha dedicato a Caterina e cita una visita in fabbrica di Vittorio Sereni. Perché? Perché Caterina è mia figlia e quindi mi sembrava di buon auspicio dedicarlo a lei, era una cosa che sentivo molto, anzi l'immagine della nipotina con cui il libro si chiude Caterina, con questa passeggiata in bicicletta. Caterina è più piccola, però diciamo così è nata da una passeggiata in bicicletta con bimba al seguito, e invece la visita in fabbrica di Sereni è una... Perché ritornano un po', ci sono dei temi anche che ritornano. È una poesia che sostanzialmente mette in chiaro come un intellettuale non riesca realmente a toccare con mano, ad affondare la mano nel dolore dell'alienazione e della crudezza della dimensione della fabbrica. La fabbrica è in qualche modo in questo libro la grande
la grande assente che però, almeno nelle mie intenzioni, vorrebbe rivelare la sua forte presenza. Cioè, proprio perché queste persone di 30 anni di fabbrica a un certo punto non hanno niente da dire, che ti dovrebbero dire di 30 anni in catena di montaggio, lui, che è in carcere Ninetto a raccontarsi la sua vita e che parte dall'infanzia, fin da quell'ultimo giorno di scuola dove andava mano nella mano col maestro Vincenzo, sente di non aver niente da dire, della fabbrica ricorderà solo i corsi delle 150 ore dove riuscirà a prendere la terza media, sarà un modo di ricordarsi del maestro, ma rimane come una sorta di grande tabù, di rimosso, di palla di fuoco a cui ci si gira attorno per non scottarsi. Con la grande invece non fa dediche, però c'è un canto ebraico in apertura, ovviamente Zuckerman. Sì, c'è un frammento di un canto ebraico che ha visto innumerevoli versioni, insomma, e che a questo punto lo leggo così viene più facile, e dice: «Ma piantala di compatirti», gli dice il contadino, «te l'han detto che sei un capro? Ce le hai le ali per volare libero e sfacciato come una rondine?» È il capro che sul carretto viene trasportato verso il macello. Il contadino lo vede piangere e gli dice: «Sì, ma cosa pensavi, come pensavi che andasse a finire?» Ecco. Ce le hai le ali per volare libero e sfacciato. Sfacciato non c'è nel testo, una mia licenza, l'ho aggiunto io, perché le rondini volano sfacciate, secondo me. Cioè alla faccia degli animali di terra, più degli altri uccelli. Ecco, ritengo che questo possa essere anche una sintesi di tutto il romanzo, ecco. Cioè, e poi anche una, finisco subito, no, perché vedo gli occhi puntati. No, e anche, secondo me, una idea, può tracciare già un'idea di letteratura che si deve occupare, appunto, secondo me, degli uomini, quelli che camminano qui e che non volano. E poi senti le rane, c'è Zuckerman che fa anche il canto della rana che sarà testimone di un fatto. Non andiamo oltre. Carmen Pellegrino dedica il libro a Gerardo e Maria Pellegrino in memoria. Maria Pellegrino è proprio quella Mariuccia di cui vi raccontavo prima, è la sorella di mio padre, morta in quel modo. Di questa storia, io sapevo di questa bambina morta, insomma, piccolissima, e per groppo alla gola. Una zia. Una zia, ma dell'errore medico ho saputo solo 5 anni fa, non perché me l'abbia detto mio padre, che forse per preservare la memoria del suo papà, no? In qualche modo non voleva che io o mia sorella sapessimo di questa soggezione così incussa, e mio nonno non ce l'ha mai raccontata, me l'ha raccontata mia zia, la sorella, e mi disse: se puoi un giorno scrivine di questa storia, di questa bambina uccisa dal medico per un errore medico, e io così ho fatto. Grazie, e quindi abbiamo capito che Mariuccia ritorna in modo molto sentito. Il libro invece di Scurati è dedicato a chi resiste ora e sempre, e a Lucia che sta imparando a leggere. Sì, Lucia è mia figlia, ha da poco compiuto 6 anni e io le ho insegnato a leggere fin da quando ne aveva 4. Leggere, legge stampatello, maiuscolo, qualche parola, nonostante tutti i pedagogisti della Milano dove io vivo me lo sconsiglino, dicono non si fa perché poi vanno a scuola, si annoiano, poi rimangono indietro. Io ho una cosa so fare nella vita, leggere e un po' scrivere, se non le trasmetto quello non so cos'altro potrei trasmetterle, quindi ostinatamente. E l'ho dedicato a lei oltre che a chi resiste perché ho sentito molte assonanze tra le cose che abbiamo detto qui. Come dire, per colui che muore, i greci definivano gli umani brothos, colui che muore, non solo per il grande personaggio storico, ma anche per l'uomo comune, quello che è segnato da un destino di morte fin dalla nascita. Essere consegnato alla storia è l'unica forma possibile di sopravvivenza, a meno che uno creda, come dire, in una vita dopo la vita, e gli antichi greci non ci credevano. E quindi l'ho dedicato a mia figlia perché alla fine questo libro, oltre alla storia del grande personaggio storico, raccoglie le storie dei suoi nonni e dei suoi bisnonni, e in qualche misura anche di suo padre,
E, mia madre quando l'ho letto, siccome io ne racconto la nascita sotto le bombe a Napoli nel 1942, nel centro storico di Napoli, quello antico e miserabile, la nascita in miseria, perché mia madre viene da una famiglia molto povera, mia madre quando l'ho letto in un primo momento non è stata così commossa perché ci ha ritrovato i suoi genitori e cose, poi mi ha scritto una lettera, lei non è una donna di penna, in cui esprimeva preoccupazione per quando lo leggeranno in un futuro i membri giovani della famiglia, così si è espressa. Ovviamente aveva in mente mia figlia, la sua nipotina adorata, e si vergognava preventivamente della miseria in cui era nata, che è una cosa che noi sorprende perché non siamo nati in miseria, mentre invece chi è nato in miseria ed è stato accompagnato per molta parte della sua vita da quella vergogna e da quel ricordo capisce che della miseria si vergogna. Beh, io siccome non sono nato in miseria, credo che mi auguro che un giorno, finito, che un giorno mia figlia, quando avrà diciamo, l'età per leggere un intero libro, non si vergognerà affatto dei suoi nonni, ma sarà contento insomma, di riceverne le storie. E forse anche orgogliosa di aver avuto una partenza così. Il libro di Scurati si conclude con questa frase: quando la felicità dei protagonisti è raggiunta, per grande o piccola che sia, il libro finisce. Allora, io avevo anche tante altre domande preparate, però sono le 8 di sera, vero Presidente? E allora purtroppo utilizzo questa frase per dirvi che questo incontro è finito, ma ce ne saranno molti altri e quindi se ne avrete l'occasione, dietro qui a questo bigliettino che potete trovare ci sono tutti gli altri appuntamenti degli incontri letterari. Ci tengono a far fare un tour a questi autori, la Fondazione Campiello, è un bel modo di portare in giro per l'Italia la cultura, gli autori e poi li troviamo anche fuori. C'è l'aperitivo? C'è l'aperitivo fuori? E allora siete anche invitati all'aperitivo. Grazie a tutti e buona serata.